Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Siamo in collegamento con Massimo Zanotto, presidente del CUS Venezia. Innanzitutto, Massimo, ciao e grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito. Grazie a te Beatrice, è un piacere sempre. Piacere anche nostro, naturalmente. Allora, sei reduce da un periodo ricco di impegni, parlando di impegni elettorali, nel senso che a parte il rinnovo del consiglio direttivo del CUS Venezia, alla cui presidenza sei stato confermato, c'è stato anche un fatto ulteriore, chiamiamolo pure storico, ce lo vuoi illustrare? Beh, diciamo sì, il Consiglio abbiamo avuto a fine aprile l'elezione del nuovo Consiglio, quindi è stato positivo, un Consiglio con 9 consiglieri, me come presidente e 3 rappresentanti delle 2 università, quindi un Consiglio rinnovato. Ringrazio Margherita De Cal, Matteo Pozzana e Riccardo Enzo che sono usciti e un in bocca al lupo a tutto il nostro gruppo di lavoro nuovo. E invece 2 settimane fa a Roma c'è stata l'assemblea elettiva di Federcusi, il centro universitario sportivo che era ente di promozione è diventato federazione ufficiale sportiva dello sport universitario a dicembre del 2022, c'erano le nuove elezioni e io sono stato confermato nel consiglio insieme ad altri 8 consiglieri e dal presidente è stato confermato Antonio Dina. Diciamo che è storico perché è il primo consiglio eletto come federazione sportiva universitaria. E quali sono gli obiettivi di questo nuovo organismo, diciamo così? Allora, a livello nazionale, l'obiettivo è di essere sempre più un punto di riferimento per le altre federazioni, una federazione di servizio per tutto quello che riguarda l'attività sportiva universitaria. Nel contempo, all'interno invece dei rapporti del mondo universitario sportivo anche di base, l'obiettivo è di andare sempre più nella direzione che abbiamo preso negli ultimi anni, quindi sui temi della sostenibilità, dell'integrazione, dell'inclusione, cercando di far partecipare un numero sempre crescente di studenti universitari e proponendo nuovi progetti, nuovi percorsi che possano essere d'appeal e possano attrarre sempre più studenti. Per quanto riguarda invece la stagione sportiva, anzi le stagioni sportive, perché sono parecchie le squadre del CUS Venezia di varie discipline impegnate appunto nella stagione agonistica, come sono andati i vari campionati? Che bilancio si può trarre per le attività del CUS Venezia? Beh, diciamo che è stato un bilancio sicuramente positivo. Abbiamo partecipato ai campionati federali di pallamano, judo e pallavolo. I risultati sono stati in linea con le previsioni che avevamo fatto e in più si è allargata la base. Dal punto di vista invece dell'attività universitaria, abbiamo organizzato a dicembre i primi campionati europei invernali universitari in Val di Zoldo. È stata una manifestazione impegnativa dal punto di vista organizzativo, però che ci ha dato molta soddisfazione, non tanto per i nostri risultati sportivi, ma per come è stata vissuta c'erano 49 università europee presenti, 21 nazioni, e soprattutto abbiamo avuto una fortissima partecipazione dei nostri studenti sia alle gare, perché l'EUSA, che è l'Associazione Europea dello Sport Universitario, privilegia la partecipazione, quindi non l'alto livello come nei campionati nazionali universitari o nelle universiadi, ma la partecipazione di base, e abbiamo avuto un ottimo riscontro anche come partecipazione di universitari delle 2 università, Ca' Foscari e UAV,
siamo riusciti a portarne una trentina, ma avevamo avuto adesione per 150 studenti, segno che le attività servono anche per la socializzazione, per cui importante. Ai campionati nazionali universitari primaverili abbiamo portato alle finali una trentina di atleti e abbiamo vinto un oro e un bronzo nel judo e un argento nell'atletica nei 3000 siepi, quindi dei risultati positivi. Quindi una stagione che da tutti i punti di vista direi che è stata positiva. Per quanto riguarda invece le attività estive, si sa che l'estate, la cosiddetta bella stagione, è la stagione degli sport outdoor, cioè all'aperto. Che attività propone il CUS Venezia? Allora, come attività abbiamo l'attività rivolta ai bambini, quindi anche come ausilio alle famiglie e quindi facciamo i campus estivi nell'ambito del progetto anche del CONI, quindi ehm, turni settimanali, abbiamo un'ottima partecipazione crescente anche rispetto agli anni scorsi. Poi continuiamo, anche grazie al progetto Sprint del Comune di Venezia, le attività che facciamo con gli over 65 e con le persone disabili e quindi facciamo attività outdoor in questo periodo utilizzando le aree di Sant'Elena o altre aree cittadine e poi facciamo delle attività di avvicinamento, di avviamento allo sport nell'ambito del progetto Salta con Risoga, sempre del comune, quindi dei momenti di incontro e di prova di una serie di discipline sportive, in attesa di riprendere dopo l'estate con l'appuntamento fatto con l'ufficio Voga dell'Università Ca' Foscari di UAR della regata in Canal Grande per le università e 12, 13, 14 avremo il tradizionale torneo internazionale di pallavolo femminile in campo San Giacomo dell'Orio. Una stagione quindi ricchissima di impegni, come sempre del resto. E per avercene parlato, nonché anche per averci illustrato le ultime importanti novità a livello non solo veneziano, ma anche nazionale e internazionale, ringraziamo di cuore Massimo Zanotto, presidente del CUS Venezia, per essere stato con noi. Grazie Beatrice e vi do appuntamento anche nelle attività che inizieremo da metà settembre in poi, invece in cui festeggeremo i nostri 75 anni con alcuni momenti celebrativi ed alcuni anche importanti momenti di sviluppo di alcune tematiche che credo che potranno essere di interesse della città. Indubbiamente ci saremo. Allora appuntamento a settembre. Grazie ancora. Grazie, grazie a te, ciao a tutti.